Sapore di Sicilia. Dimmi che sta arrivando l'estate, senza dirmi che sta arrivando l'estate. E non può mancare una bella stracciatella. Broche con tuppo e gelato. Buon appetito! 500 g di farina Manitoba, 90 g di zucchero, 175 ml di latte intero, 75 g di strutto oppure di burro, 2 uova grandi, 15 g di miele che equivale circa ad un cucchiaio, 10 g di lievito di birra fresco che poi sminuzzeremo, che equivale a un cucchiaino raso, scorza di arancia grattugiata. Come prima cosa sciogliamo il lievito nel latte tiepido e aggiungiamo anche il miele. Allora, amalgamiamo gli aromi, quindi il limone, la scorza di limone grattugiata, l'arancia, la scorza di arancia grattugiata e la bustina di vanillina, tutte nello zucchero. Questo procedimento servirà a sprigionare gli oli essenziali contenuti negli aromi naturali. Iniziamo col versare la farina nella planetaria. Aggiungiamo il latte dove abbiamo sciolto il lievito insieme al cucchiaino di miele. Aggiungiamo le 2 uova. Aggiungiamo adesso lo zucchero aromatizzato, guardate com'è bello. Ecco, una volta che l'impasto si sarà staccato dalle pareti, aggiungiamo poco per volta lo strutto o il burro. In questo caso io ho utilizzato lo strutto. Lo dobbiamo incorporare a piccoli pezzi e per aggiungere il successivo dobbiamo aspettare che il precedente si sia incorporato nell'impasto. Per ultimo aggiungiamo il sale e continuiamo ad impastare per altri 5 minuti. Ecco qua il nostro impasto, adesso è liscio, morbido, e continuiamo a lavorarlo sul piano per altri 5-10 minuti in modo tale che l'impasto possa incorporare dell'aria che poi lo aiuterà a raddoppiare il suo volume con la lievitazione. Adesso che abbiamo lavorato per 10 minuti il nostro impasto, lo possiamo rimettere o in una ciotola. Io ho riutilizzato la planetaria che avevo utilizzato per l'impasto, lo copriamo e lo mettiamo a lievitare per circa 3 ore. A questo punto, da questo bell'impasto dovremo togliere una parte, regolatevi o così d'occhio, oppure se volete essere precisi pesatelo. Questa parte qui, da cui ricaveremo il tuppo delle nostre brioche, che altro non è che la pallina
che si trova sempre lo stesso impasto ovviamente sulla brioche, dovrà pesare tra i 100 e i 120 grammi e da qui ricaveremo 10 palline. Da questo invece dobbiamo ricavare 10 brioche più grandi. A questo punto dovremo lavorarle come forze del pongo. Aiutiamoci volendo anche con il piano, perché dovranno diventare delle palline. Ecco qui. Adesso creiamo le nostre palline per il tuppo finale. Su ogni brioche creiamo un incavo, così, vi potete aiutare anche col dito, non importa. Fate invece a mano, ecco, basta fare una piccola pressione al centro. Adesso allunghiamo un po' a goccia, ecco così, le nostre mini palline, perché andranno poi a chiudere come un tappo la brioche, così. Eccoci qua. Adesso le mettiamo a riposo ancora per un'ora. In una ciotola mettiamo un tuorlo e 2 cucchiai di latte e mescoliamo. Adesso andiamo a spennellare con il tuorlo che abbiamo amalgamato con 2 cucchiai di latte leggermente le nostre brioche. Servirà per farle venire comunque dorate e profumate. Ultimo tocco, ecco, mettiamo un po' di zucchero semolato su ognuna delle nostre brioche. Con il calore del forno, ecco, daranno questo colore caramellato quando saranno poi cotte. Adesso le andiamo ad infornare 20 minuti, forno ventilato a 170 gradi, forno statico 180 gradi. She knows she with the baddest, can you even imagine falling like indeed? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel fly, I was all alone with your love of my life. E buona estate a tutti! Se vi piacciono i nostri video vi invitiamo sempre a seguirci, commentare, mettere un like perché ne arriveranno sempre tanti altri. Ciao da Maria e Giuseppe. Maria è lì, vabbè, Giuseppe è qui, lasciamo perdere.